Le 8 del mattino, venerdì 17 aprile, una buona giornata da Angelo Gagliano, benvenuti a Buongiorno Sicilia. Stamattina non avremo rassegna stampa con i quotidiani che non sono in edicola per lo sciopero ieri dei giornalisti, e allora cominciamo come sempre in ogni caso con le notizie. Ci sono anche delle ultime ore e andiamo subito a Catania. Produceva marijuana adulterata ma anche documenti falsi. Un ricercato di origine lettone è stato arrestato dalla polizia proprio a Catania. Vediamo il servizio. Un uomo di 38 anni di origine lettone è stato arrestato a Catania dagli agenti della squadra mobile della questura. In 2 distinti laboratori produceva marijuana adulterata, addizionata con cannabinoidi di sintesi, una droga altamente pericolosa per la salute, e documenti falsi. È stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana occultata all'interno di uno scatolone che trasportava in macchina. Abbiamo deciso quindi di fare una perquisizione nel luogo da dove era stato visto uscire e ci siamo imbattuti in un vero e proprio laboratorio per la produzione di cannabis adulterata con pericolosi cannabinoidi sintetici. Ma le sorprese non sono finite qui, perché estendendo la perquisizione anche all'abitazione di dimora del soggetto, ci siamo resi conto che all'interno di questo appartamento era allestita una vera e propria stamperia di documenti falsi, ovvero patenti e carte di identità. Ma la stessa carta d'identità esibita dall'uomo, che asseriva di essere un cittadino lussemburghese, è risultata anch'essa falsa. Dallo sviluppo delle sue impronte i poliziotti sono risaliti al cittadino lettone, ricercato in campo europeo in quanto a suo carico risultava un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche per reati in materia di stupefacenti. E allora vediamo online come il nostro sito Sicilia Web tratta questa notizia aggiornata appena adesso. Vedete, marijuana adulterata, documenti falsi, arrestato a Catania. Questa la notizia, c'è una foto, ma vedete che sono stati sequestrati anche 27 kg di droga in 2 diversi laboratori. 20 kg della stessa droga erano in un appartamento che era in uso all'uomo, in cui la polizia ha anche trovato il laboratorio per la lavorazione delle sostanze stupefacenti. Adesso invece cambiamo argomento, siamo allo stop dello sciopero degli autotrasportatori. Il ministro Salvini ha convocato per l'appunto il comparto, sciopero sospeso fino al 22 aprile, che è il giorno in cui ci sarà questo incontro a Roma. Si riaccendono i motori e il cibo torna a viaggiare verso la grande distribuzione. Si ferma lo sciopero degli autotrasportatori siciliani. Il blocco totale dei porti commerciali viene sospeso con effetto immediato, annuncia Salvatore Bella, segretario del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Più volte invocato, si terrà infatti a Roma il 22 aprile l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Porteremo le nostre istanze al ministro nella speranza che vengano accettate. Quindi a partire da adesso il fermo viene revocato. Gli autotrasportatori chiedono il contenimento del caro carburanti e l'abbattimento delle tariffe marittime. Un ruolo importante nel favorire il dialogo tra istituzioni e autotrasportatori l'ha avuto Giovanni Arena, presidente di Vegè, colosso della grande distribuzione, pubblicamente ringraziato al Comitato dei Trasportatori. La sua mediazione col ministro è stata anticipata nella trasmissione Sicilia 24 Focus di Telecolor dall'amministratore delegato del gruppo Vegè. Come presidente di Gruppo Vegè e come delegato di Fedistribuzione si è attivato personalmente per ribadire che bisogna arrivare a un tavolo di concertazione. Stamattina il presidente Arena si è riferito esclusivamente alle problematiche della Sicilia. Blocco sospeso dunque sino al 22 aprile. Ora tocca al ministro Salvini fornire le garanzie richieste. Vediamo questa notizia, siamo sempre sul nostro sito Sicilia Web, vedete subito autotrasportatori siciliani convocati da Salvini, la protesta è sospesa, la foto con per l'appunto Salvatore Bella, che il 22 aprile al Ministero incontrerà il ministro Salvini. Confidiamo, si legge in questa nota, un risultato concreto sia a breve che a lungo termine, e poi insomma i ringraziamenti per quanti si sono adoperati per la buona riuscita, per avere formalizzato insomma la possibilità di un incontro, di un confronto. Adesso invece
ci occupiamo di altro perché andiamo a Niscemi, perché c'è stata, sapete, la conferenza stampa l'altro ieri del procuratore della Repubblica di Gela Vella. I primi indagati sono complessivamente 13, tra questi anche 4 presidenti, gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana. I comitati dei residenti di Niscemi sono pronti ad una class action. A quasi 3 mesi dalla frana che il 25 gennaio ha sconvolto Niscemi, la Procura di Gela ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati tra vertici politici e dirigenti regionali, un passaggio atteso che riaccende però il dibattito in città. A Niscemi la vita sembra riprendere lentamente il suo ritmo, le transenne sono state arretrate, i mezzi di soccorso non ci sono più, ma la ferita resta visibile non solo nel terreno ma anche tra i cittadini. Nel quartiere più vicino al fronte franoso si torna a parlare ogni giorno di ciò che non è stato fatto, interventi previsti e opere mai realizzate, e intanto il ritorno alla normalità è lento. Molti sfollati sono rientrati da poco, altri vivono ancora nell'incertezza. Daniela, insegnante, è rientrata nella sua abitazione appena 3 settimane fa e oggi rilancia la necessità di tutelare chi è rimasto escluso dagli aiuti. Siamo passati dal vivere nel vanto di essere residenti nella parte più antica della nostra città al vedere i nostri immobili completamente svalutati da questo disastro ambientale che ha devastato la nostra città. Abbiamo intenzione di promuovere una class action affinché i nostri diritti vengano tutelati e affinché i responsabili ne rispondano nelle sedi opportune. Secondo gli inquirenti, gli interventi per la mitigazione del rischio erano stati progettati e finanziati, lavori che però, stando alle indagini, non sarebbero mai stati realizzati. Una ricostruzione che alimenta la rabbia soprattutto tra commercianti e residenti che in questi mesi hanno visto le proprie attività fermarsi. Di qualcuno la colpa è e qualcuno dovrebbe assumersi le responsabilità, perché le attività e gli esercenti di Niscemi da 60 giorni vivono in uno stato di precarietà, in uno stato di economico davvero molto grave. Qui, tra le case in bilico sul pendio e i cartelli della zona rossa, resta la sensazione che la frana abbia portato alla luce una lunga storia di omissioni, una verità che ora la magistratura prova a ricostruire. Voltiamo pagina, adesso andiamo a Palazzo dei Normanni, dove nel pomeriggio di ieri Claudio Baglioni ha presentato il suo tour estivo, si intitola La vita è adesso, un progetto musicale dal vivo che arriva a 40 anni, pensate, dall'album proprio La vita adesso. Sono 6 le date in Sicilia, scopriamo dove sarà possibile seguire per l'appunto Claudio Baglioni nel prossimo servizio. La vita adesso nel vecchio albergo della terra. La vita è adesso. Il Grand Tour estivo di Claudio Baglioni toccherà anche la Sicilia con 6 date, da Siracusa ad Agrigento, poi Palermo e Catania. Il tour inizierà invece da Lampedusa, tappa simbolo della carriera di Baglioni. Oggi pomeriggio nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo il cantautore ha presentato il suo tour, un momento di grande emozione, soprattutto quando Baglioni ha parlato di Lampedusa, la sua seconda terra per appartenenza. Anche oggi, guardando la forma geografica della Sicilia, dici, vedi che sembra Lampedusa ma molto più grande. E però mi fa veramente piacere, grazie inoltre. Baglioni, che ha anche incontrato nell'occasione gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, ha poi parlato della Sicilia, della sua bellezza, dei suoi colori. Ci tenevo a farlo proprio nei luoghi della bellezza. Allora la parola bellezza noi la nominiamo tantissimo, ma molte volte sembra qualcosa che sia laggiù, lontano, o che sia un mondo, un universo, una categoria. La Sicilia è un territorio unico, credo che non ci sia al mondo una cosa, un luogo, una zona, un posto dove si radunano così tante specialità. Le date siciliane: il 23 e il 24 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 26 luglio alla Live Arena di Agrigento, il 28 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e il 31 luglio e l'1 agosto al Teatro Antico di Taormina. Insomma, un'occasione per rivedere dal vivo Claudio Baglioni in Sicilia. Adesso però ci occupiamo
di robotica. Lo facciamo con una sfida a livello nazionale alla quale partecipano quasi 900 studenti, 11 le regioni italiane che sono coinvolte e sono rappresentate. Tutto questo avviene proprio in Sicilia. Vediamo. Cosa sta facendo in questo momento? Deve girare il labirinto, riconoscere delle vittime che possono essere o i cerchi o delle lettere greche. Esibizioni sul palco, gare di calcio da tavolo, percorsi accidentati, sfide 1 contro 1 e tra scuole. L'Istituto Archimede di Catania sta ospitando negli spazi di Sicilia Fiera Mister Bianco la finale nazionale di RoboCup Junior Academy 2026, competizione di robotica educativa riservata a studenti under 19 e valida per l'accesso ai campionati europei e mondiali. In gara 860 studenti in rappresentanza di ben 11 regioni italiane. A fare gli onori di casa proprio l'Archimede. È un onore e anche un grande impegno essere riusciti a fare venire per questa occasione tutte le scuole dall'Italia e tutte le squadre che partecipano alla robotica. Gli fa eco l'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi. Grazie alla scuola Archimede, che è la scuola capofila a livello nazionale di questo RoboCup 2026, è un'iniziativa dove tantissime scuole, più di 800 ragazzi delle scuole superiori ma anche qualche scuola media, si sfidano in modo costruttivo sulle innovazioni di robotica. Lo fanno in modo costruttivo portando non solo la robotica ma anche con uno sketch teatrale insieme alla robotica. La competizione nasce per avvicinare gli studenti alla robotica e all'intelligenza artificiale attraverso attività pratiche, favorendo l'apprendimento e lo sviluppo di competenze trasversali. Bene, adesso le altre notizie sempre dal nostro sito Sicilia Web, perché vi facciamo vedere intanto cosa è successo ieri proprio a Catania. Fiamme in un garage a Picanello, la colonna di fumo sulla città, come vedete per l'appunto in queste foto si vedono i vigili del fuoco in attività. Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio in un palazzo di 4 piani. Siamo in via Prati, quartiere come detto Picanello. Le fiamme si sono sprigionate al pian terreno all'interno di un garage dove erano depositate delle masserizie. Questa è anche una veduta dall'alto proprio del luogo dove si è sprigionato l'incendio. Le persone presenti nell'edificio sono state evacuate con una autoscala, sono state poi affidate al personale del 118. Visibile da parecchie parti della città l'alta colonna di fumo, in azione diverse squadre di vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Questo per quanto riguarda dunque questo incendio che si è sprigionato ieri nel pomeriggio intorno alle 16 a Picanello. Poi vi diamo ancora una notizia, ma stavolta non siamo più a Catania. Impresa in odore di mafia, un maxi sequestro da 2 milioni di euro, tutto questo a Messina. La DIA proprio di Messina e la DDI, Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un'impresa ritenuta indirettamente ricadente nella disponibilità di un condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tutto questo è riconducibile alla famiglia barcellonese nell'ambito del procedimento Gota 7. Questo provvedimento è stato emesso dopo una fitta rete di indagini dalle quali è emerso che è pregiudicato traesse interessi economici proprio dalla società in questione. Ancora un paio di notizie sempre dal nostro sito, l'abbiamo vista prima, la rivediamo di nuovo sulla home page. Vedete la marijuana adulterata e documenti falsi, arrestato a Catania, la notizia con la quale abbiamo aperto proprio questa mattina la nostra trasmissione. Adesso invece andiamo a vedere le altre notizie sul sito della Sicilia Web. Ancora un'ultima notizia, sempre stavolta a Catania. Questa è una curiosità, una storia veramente strana. A Catania in casa nessuno in casa pagava la bolletta, 12 sono state le persone denunciate, erano allacciate abusivamente alla rete elettrica in 2 quartieri, c'era pure il parrucchiere. Tutto questo nei quartieri Nesima e Cibali, un'operazione della polizia
e attenzione anche in viale Mario Rapisardi, nelle vie limitrofe. In entrambe le aree di intervento diverse sono state le verifiche che hanno portato proprio alla denuncia di 12 persone responsabili, pensate, di illecito e fraudolento approvvigionamento di energia elettrica. E allora ancora un'ultima notizia prima di fermarci per questo segmento di trasmissione. Andiamo stavolta a Palermo, ce ne siamo occupati nel corso dei nostri telegiornali nella giornata di ieri, perché c'è stato un incidente stradale mortale che ha coinvolto un monopattino, incidente mortale intorno alle 6:30 nella mattinata di ieri. Lo scontro avvenuto in Corso dei Mille ed ha coinvolto un'auto e un monopattino elettrico. Alla guida di questo monopattino c'era un uomo di 30 anni del Ghana, residente però vicino alla stazione, e a causa del violento scontro il trentenne è stato sbalzato lontano per diversi metri, poi finendo anche su una macchina in sosta, e alla guida c'era un ragazzo di 20 anni che è rimasto illeso. Questa è la storia di questo incidente stradale mortale avvenuto, lo ripetiamo, lo ricordiamo, nella mattinata di ieri a Palermo. Le notizie prese da Sicilia Web. Ci fermiamo adesso, prima di fermarci però abbiamo forse la possibilità di vedere, eccola qui, sì, il traffico cittadino questa mattina. Siamo su Catania, siamo al Tondo Gioieni, e mi pare di poter dire che la fotografia è pressoché identica di quella che abbiamo visto negli ultimi giorni. C'è grande congestione, c'è grande praticamente traffico, non si cammina o quasi. Questo è il momento, c'è anche un po' di vento, la nostra telecamera, vedete, vibra un po'. Possiamo andare a vedere anche un altro tratto della viabilità catanese. Qui siamo invece in via Vincenzo Giuffrida, situazione decisamente, diciamo, più tranquilla, almeno a stare a vedere queste immagini, ma il flusso veicolare però in entrata sta aumentando e lo vediamo per l'appunto nelle auto in movimento. Siamo adesso invece finalmente, dopo diversi giorni, in considerazione del fatto che insomma il cielo, il tempo non è stato ottimo in questa settimana, l'Etna che fuma come sempre innevata, ma la neve comunque sta lentamente sciogliendosi. Possiamo rivedere anche l'Etna, ma dal Golfo di Taormina lo vediamo proprio da un'altra prospettiva. Situazione certamente un po' meglio rispetto a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi da un punto di vista meteo. Fra poco vedremo anche le nostre previsioni meteorologiche. Ci fermiamo, breve sosta ancora e poi riprenderemo con una brevissima rassegna stampa nazionale, fatta comunque online. Sapete, oggi non ci sono i quotidiani in edicola per lo sciopero di ieri della Federazione Nazionale della Stampa. Fra pochissimo restate con noi. Allora, rientriamo con Buongiorno Sicilia. Vi dicevo che adesso vedremo degli aggiornamenti dai siti online delle notizie. Cominciamo con quella che certamente è la notizia che tutti hanno in prima pagina sulla Home: scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Siamo sul sito dell'ANSA. Trump, speriamo che Hezbollah si comporti bene. Teheran pronto a consegnare l'uranio arricchito. Queste sono le prime notizie. Poi sempre Trump in primo piano stavolta parla dell'Italia. L'Italia non c'è stata per noi non ci saremo per loro. Eccolo qui, vedete il virgolettato che viene riportato sul sito dell'ANSA questa mattina. E poi la Meloni sempre al fianco di Kiev, il gioco anche la sicurezza dell'Unione Europea. E poi per la cronaca italiana possiamo leggere, vedete, il killer del personal trainer ucciso a Foggia forse era giunto in bici. Queste le prime notizie, le notizie più importanti che trovate sul sito dell'ANSA in apertura sulla home page. Poi ci sono una serie di ultima ora che andiamo a vedere, perché il gas apre in calo a 42 euro alla megawattora sulla piazza di Amsterdam.
eccola qui la notizia delle 8:11 per essere precisi, è sempre in tema di economia. C'è l'oro in rialzo, il contratto spot a $4.804 più 0,24, il petrolio parte in calo, il Brent è sotto i $100 a $98,16, mentre invece è stabile l'euro che è scambiato a $1,17. Questo sulla home page del sito dell'ANSA. Adesso possiamo vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera, vediamo un po' di poter leggere la pagina del Corriere, per il momento non è disponibile, allora vediamo subito invece Repubblica, eccola qui la prima pagina di Repubblica, avvia il cessate il fuoco fra Israele e Libano, è stato Trump a dare l'annuncio ma l'esercito libanese denuncia degli attacchi, quindi insomma ancora la situazione è tutta da verificare. E poi oggi a Parigi leggiamo sempre la Meloni per il vertice su Hormuz con Macron, Starmer e Merz, l'ipotesi dell'invio di cacciamine per sminare il mare, ma intanto Leone XIV, riprendiamo le sue parole, è devastato da una manciata di tiranni. Queste sono le parole pronunciate dal Papa. Poi ancora il caso Epstein, nuove clamorose rivelazioni su Mendelssohn, ora Starmer potrebbe dimettersi, quindi vedete che la situazione è sempre in evoluzione. E ancora la diretta, stavolta un altro conflitto, quello che racconta sulla prima pagina il Corriere, Repubblica, la diretta Ucraina, nuovo attacco con missili e droni russi a Odessa e Kiev, ci sono almeno 17 morti e 100 feriti. La sentenza definì Salvini ministro della malavita, Saviano è stato assolto, il vice premier ribadisce lo querelerò di nuovo. E ancora sempre sulla prima pagina di Repubblica, la regione siciliana paga le aziende del nord per assumere dipendenti nell'isola e farli lavorare da casa. Questo è quanto riporta questa mattina Repubblica Online. E invece per quanto riguarda la cronaca, c'è stata ieri una rapina piuttosto spettacolare in banca, 25 le persone in ostaggio, i banditi mascherati da attori sono fuggiti dalla rete fognaria. Questo è quello che racconta Repubblica questa mattina sulla sua prima pagina. Stiamo leggendo le prime pagine, vediamo anche la Stampa di Torino. L'apertura è proprio per il vertice definito dei volenterosi per Hormuz, l'ipotesi dragamine italiane, la tregua tra Israele e Libano. Come vedete sia il sito dell'ANSA sia Repubblica partivano proprio invece dalla tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, invece sulla Stampa di Torino vediamo in primo piano questo vertice di oggi tra i volenterosi per in qualche modo pulire e bonificare dalle mine il mare dello stretto di Hormuz. E poi ancora le altre notizie con il Papa, vuole l'ONU dei poveri per arginare Trump e Netanyahu, questo è quello che scrive Giacomo Galeazzi, gli Stati Uniti sulla guerra in Medio Oriente, intesa ad aprile e finisce la guerra con l'Iran, ma arrivano 10.000 soldati quindi sul territorio. E poi si parla anche di energia, parla Birol, aerei a rischio, stop entro fine maggio, l'Italia deve tornare al nucleare. Ma cerchiamo di approfondire allora questo tema proprio dalla Stampa. Il direttore esecutivo dell'agenzia internazionale dice è la crisi peggiore sul gas russo, un errore. Se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso per l'Europa ci sono due rischi. Il primo è l'aumento dei prezzi del petrolio, del gas e anche della benzina. Il secondo riguarda la disponibilità dei prodotti raffinati. Alcune forniture potrebbero
non potrebbero arrivare più e potremmo trovarci di fronte a carenze di carburante per l'aviazione e anche per il diesel. Lo dice Fatih Birol, che è il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia con sede a Parigi. Questo per quanto riguarda le notizie su alcuni dei quotidiani online questa mattina. Prima di fermarci, almeno per il momento, con gli aggiornamenti, andiamo sul Corriere dello Sport, così leggiamo anche le notizie in primo piano che riguardano lo sport. Siamo in casa a Roma, la spesa senza resa, ecco il piano per la Roma, ingaggi sotto i 100 milioni. Questo è quanto scrive questa mattina il Corriere in prima pagina. E poi vedete, sempre per quanto riguarda il calcio, ancora è ufficiale, l'anno prossimo la nostra Serie A avrà 4 squadre in Champions, ma intanto però la spedizione europea, diciamo così, delle nostre formazioni non ha avuto un grande successo. Dopo le eliminazioni in Champions è andata male anche nelle altre 2 competizioni, in Europa League e in Confederation Cup. Anche Bologna e Fiorentina sono fuori dalle coppe, il disastro è completo, niente più squadre in Europa e i social si scatenano. Le ironie dei tifosi dopo l'eliminazione dei rossoblù in Europa League e dei viola in Conference. l'Aston Villa e il Bologna, diciamo, è una partita abbastanza facile. In qualche modo la Fiorentina ieri aveva cercato di resistere e di ribaltare il risultato dell'andata, ma non è riuscito. Questa, diciamo, la mini rassegna stampa di oggi, fatta attraverso ovviamente i quotidiani online. Adesso noi ci fermiamo ancora, c'è una breve sosta e poi i primi ospiti della nostra mattinata a Buongiorno Sicilia. Allora, eccoci insieme a Buongiorno Sicilia, ritorniamo di nuovo insieme a voi e lo facciamo con Lita Schillaci. Buongiorno, professoressa. Buongiorno a voi. Responsabile scientifica del Festival del Management 2026. Intanto ci dice cos'è il Festival del Management? Beh, il Festival del Management è qualcosa che noi professori che insegniamo management, che significa saper gestire un'azienda, in tutta Italia abbiamo pensato come far capire bene che cos'è la cultura manageriale. Abbiamo pensato di dare questa grande iniziativa che è partita in Bocconi, i primi anni abbiamo fatta lì e poi abbiamo fatto girare per vedere che il management dal nord, appunto la terza edizione è stata a Napoli, adesso finalmente Catania. È stato un grandissimo successo, ieri una bellissima giornata d'apertura con tanti giovani, tante imprese, tante istituzioni. Abbiamo avuto oltre 800 visitatori, più di 150 relatori, quindi è stato veramente un grande momento di confronto. Tutto questo al Monastero dei Benedettini qui a Catania? Al Monastero dei Benedettini, che è il luogo splendido perché ci ricorda che la cultura poi è un patrimonio da conservare e da valorizzare, e quindi una sessione, poi la sessione conclusiva è stata dedicata proprio alla cultura e anche all'innovazione. Abbiamo avuto dalla Bocconi, dall'Aula Magna della Bocconi, un pianista, un famoso pianista coreano che suonava un pianoforte, qui invece in sede a Catania un pianoforte guidato dall'intelligenza artificiale che si muoveva per conto suo. Questa è anche innovazione e cultura manageriale. Professoressa, in questo momento difficile perché ci sono diversi conflitti, conflitti non solo in Medio Oriente, ci sono conflitti anche da altre parti del mondo. Il tema della transizione energetica e quindi delle aziende che devono adeguarsi anche a questa transizione mi pare sia dominante. Sì, assolutamente. Lei ha colto nel segno. Il Festival del Management quest'anno aveva un colore rosso, e il rosso del cambiamento, il rosso della trasformazione, il rosso dell'energia, ma anche il rosso della guerra, il rosso magmatico di questo nostro luogo, e quindi la prima grande sessione è stata veramente, secondo me, eccellente, così come le altre. La prima grande sessione è stata dedicata alle incertezze geopolitiche, perché
perché queste chiaramente conducono gli investimenti e i piani industriali delle imprese verso una direzione e verso un'altra, così come il tema dell'energia è stato al centro del secondo grande dibattito, anche qui con tanti relatori, e quindi in tempo reale abbiamo cercato di capire cosa questo significasse per le nostre aziende, che non sono solo piccole e medie imprese del territorio, ma sono piccole, medie imprese multinazionali, grandi imprese che hanno progetti sulla Sicilia e che quindi devono anche capire come muoversi in un contesto in cui la Sicilia è al centro. Ci sono opportunità, ci sono anche tanti rischi. Tanti in questo rischi momento. anche. Però la cultura del manager è anche questa, cercare di capire in che modo il rischio si deve per noi trasformare in opportunità, e quindi un bravo manager, un bravo decisore di impresa, che non è mai solo, è insieme a un team, ha proprio questo compito, delineare gli scenari. E a proposito del team voglio dire che le giornate di oggi, per esempio le sessioni di oggi, saranno dedicate molto al come deve cambiare il leader. Sta cambiando moltissimo rispetto al passato, si parla di crisi di leadership. Oggi il leader deve avere caratteristiche completamente diverse rispetto al passato, proprio per affrontare questa crisi. Professoressa, la nostra terra, la nostra Sicilia, per la posizione geografica che ha nel Mediterraneo e anche per le risorse che ha attorno, potrebbe in qualche modo diventare una sorta di hub energetico? Sì, è stato ampiamente discusso questo, con grandi imprese che stanno investendo nel territorio, con grandi imprese che sono già sul territorio. È stato molto analizzato che cosa si sta facendo per esempio sul tema dell'idrogeno, quali sono le innovazioni, dicevo, per cambiare, riconvertire i nostri impianti petrolchimici anche nella direzione della sostenibilità. Tutto questo significa però anche decisioni importanti dalle istituzioni che devono accompagnare con fermezza questo cambiamento, quindi questo rimette al centro la Sicilia, secondo me, in una prospettiva più ampia anche come collante cerniera rispetto all'Europa e rispetto al resto, diciamo, dei paesi che sono accanto a noi ma che offrono una grande opportunità di sviluppo. Guardiamo a questi paesi con interesse, lo ha fatto anche il nostro primo ministro, la premier Meloni, che è andata in Algeria per cercare di trovare, diciamo, approvvigionamenti di diversa natura rispetto a quello che arriva dallo stretto di Hormuz, che poi non è soltanto per l'Italia, ma è per diciamo, una buona parte del mondo. Ma ci sono chiaramente, quando si fa questa trasformazione da un petrolchimico, si passa all'energia sostenibile, diciamo verde, mettiamola così, sì. Le aziende devono avere le spalle coperte, certamente c'è una buona dose di rischio sicuramente, però il passo deve essere guidato in un certo modo. Sì, esattamente così. È un passo che vede un sistema che deve collaborare, non è solamente un'impresa, no? Noi proprio parliamo di ecosistemi perché devono metterci la propria le imprese, ma devono mettere, lo dicevo prima, le istituzioni, e soprattutto anche importante il tema delle infrastrutture. Voglio ricordare, lei proprio poco fa citava che il continente africano, che è così vicino a noi, in questo momento purtroppo travagliato da questi drammi che stiamo vivendo ogni giorno, però può rappresentare un'enorme opportunità che non dobbiamo lasciare all'Asia, e ci dobbiamo ricordare che è veramente importante capire che lì si può fare molto anche in termini di infrastrutture, e soprattutto un tema che a me sta molto a cuore, capitale umano. E quindi dobbiamo veramente lavorare in un'ottica più unita, no? E di valorizzazione di quelli che saranno, lo dicevo prima, gli scenari del futuro. Stiamo parlando di energia fino a questo momento, soprattutto trasformazione energetica, però va sempre tenuto d'occhio, non va diciamo, perso di vista quello che poi è anche una vocazione per certi aspetti anche del territorio, che è quello dell'agroalimentare, che è una risorsa importante per questa terra. Sì, infatti una importantissima sessione l'abbiamo dedicata al tema dell'agroalimentare, lo ricordava lei, proprio come risorsa della terra, ma anche capacità, lo diciamo, del Made in Italy e del Made in Sicily di riconoscibilità forte in territori, in continenti molto molto lontano da noi, e su questo abbiamo delle eccellenze
incredibili. Ieri sono stati raccontati tanti casi di aziende, alcune conosciute, alcune anche meno conosciute, che però non hanno avuto paura a superare i confini dell'isola e anche quelli nazionali e farsi appunto registrare come brand di qualità in tutto il mondo. Questa è un'eccellenza, sono dei champion. Dobbiamo chiaramente avere a cuore tutto questo, perché ci consentirà realmente di posizionare ancora la qualità dell'Italia, non solo della nostra isola ma in generale dell'Italia, nel sistema competitivo internazionale, e sappiamo che gli italiani le cose le fanno bene, e le fanno bene perché le fanno dentro le aziende e con gli imprenditori e i manager. Senta, ma è anche importante il ruolo delle donne. Sì. Ne avete parlato? Ne abbiamo parlato, oggi ne continueremo a parlare, appunto oggi è il rosso anche però della violenza, in questo caso rosso della violenza sulle donne e l'energia trasformativa. Parliamo di violenza economica, che è un tema spesso non riconosciuto, ma che ha radici molto radicate, per esempio dentro le imprese in cui le donne sono ad esempio remunerate appunto in qualche modo proposte per i processi di avanzamento in misura decisamente inferiore. Questo non è a favore del merito. Noi siamo per il merito delle donne, ma anche perché questi elementi di violenza economica, che non sono solamente il gap remunerativo, ma sono per esempio quello che succede a donne che non hanno consapevolezza anche dei loro flussi finanziari che vengono intercettati. Ecco, anche questa è cultura d'impresa. Prima di salutarci, ricordiamo intanto che l'ingresso è libero, basta registrarsi attraverso il sito dedicato, ma c'è una finale, c'è la finale del progetto Make It a Case. Che cos'è? Beh, è un progetto che ci accompagna anche attraverso Invitalia da tanti anni, quindi noi appunto poi premiamo, ricordiamoci che questo è un grande festival dedicato alla cultura d'impresa, quindi premiamo i giovani che fanno dei progetti. Ieri lo dicevo, c'erano più di 700 giovani, un'esplosione di nuove generazioni, e quindi Make It a Case, crea il tuo caso, proponilo, lo proponiamo a tutte le università italiane e poi verrà premiato il miglior progetto. Allora, oggi è la giornata conclusiva dei lavori, lo ricordiamo, al Monastero dei Benedettini si parla del management, dello sviluppo, del cambiamento, della trasformazione di questa professione e anche delle leadership, come devono cambiare per affrontare, diciamo, il futuro. Grazie alla professoressa Elita Schillaci, che è la responsabile proprio scientifica del Festival del Management 2026. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti. Ci fermiamo, breve sosta, e poi parleremo ancora degli autotrasportatori e cercheremo di capire. Lo stop c'è, ma che cosa significa questo stop, quando avverrà l'incontro con il ministro Salvini? Abbiamo già in collegamento, lo vedo già, ma ne parliamo fra pochissimo, Salvatore Bella, fra poco. Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Venerdì l'anticiclone rimonta sull'Italia, giornate di bel tempo su gran parte delle nostre regioni. Ancora un po' di variabilità sull'Appennino meridionale e anche in Sicilia, dove tuttavia avremo il sole che prevarrà nel corso del giorno, alternato a qualche annuvolamento ancora presente. Ventilazione più debole ancora dei quadranti settentrionali, mare in prevalenza, poco mosso, localmente mosso lo Ionio. Le temperature saranno in aumento, valori massimi generalmente compresi tra 20 e 23 gradi. Dunque valori tipici per il periodo. Poi nel weekend l'anticiclone garantirà ancora tempo stabile, ben soleggiato anche in Sicilia. Vedrete sabato una splendida giornata di sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più relegati ai rilievi interni durante il pomeriggio. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con venti deboli, mari generalmente poco mossi, massime fino a 24-25 gradi sulle aree interne e sul litorale meridionale. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci di nuovo insieme. Abbiamo detto prima di fermarci per sentire e seguire le previsioni meteo che avremmo parlato dello stop allo sciopero degli autotrasportatori, del comitato proprio autotrasportatori siciliani, uno stop che è legato però ad una convocazione al Ministero per il prossimo 22 di aprile. Con noi, e vedo collegato già, c'è Salvatore Bella. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, lei è il segretario proprio degli autotrasportatori siciliani. Intanto le chiedo, lo stop di ieri è intanto un motivo di soddisfazione, perché evidentemente la vostra voce è stata ascoltata.
Sì, finalmente il ministro si è deciso a convocarci perché noi ci siamo dissociati dalle associazioni tradizionali perché non rappresentavano i problemi siciliani e sardi e quindi abbiamo dovuto creare questo comitato per poter chiedere udienza al ministro e sottoporre le problematiche che noi abbiamo, che oltre al caro gasolio noi abbiamo anche il problema del caro navi. A proposito proprio, sono soltanto questi i temi che porterete al tavolo o c'è anche dell'altro? Perché il caro carburante, il caro gasolio è comune chiaramente a tutti, ma proprio tutti. Voi che lavorate in maniera particolare perché ogni giorno siete costretti a fare il pieno che costa tantissimo, attenzione. Poi c'è diciamo, questa tassa ulteriore per attraversare il mare che pagate a caro prezzo su quello che è il vostro trasporto, anche lì incide parecchio evidentemente su quello che poi sono alla fine il guadagno, che poi non c'è probabilmente, si va in rosso quando si fa un viaggio, le chiedo. Esatto, noi praticamente siamo penalizzati anche sul discorso del pacchetto che l'Unione Europea ha varato, il Green Deal, dove viene inserito l'ETS. L'ETS sono delle quote che pagano gli armatori per le loro navi che attraccano in tutti i porti del Mediterraneo. Gli armatori però furbi ribaltano, diciamo, queste quote che loro comprano, li ribaltano sulle polizze d'imbarco e quindi lievita il biglietto delle navi e da 2 anni a questa parte già è aumentato di quasi 400 euro, quindi noi andiamo a pagare 400 euro in più che dovrebbero pagare gli armatori, invece lo ribaltano agli autotrasportatori nel prezzo del biglietto. In più con lo scoppio della guerra in Iran nel giro di 2 mesi gli armatori hanno inviato altri 200 euro d'aumento del gasolio, quindi abbiamo nella polizza 600 euro d'aumento, quindi capite che oltre al problema del caro gasolio, noi dobbiamo scontrare anche il problema del caro biglietto. E siccome la maggior parte delle imprese, delle aziende di trasporto che sono presenti in Sicilia, ormai tutti si sono attrezzati a fare l'intermodalità, cioè a portare i semirimorchi sulle navi, a far viaggiare sulle navi i propri camion, questo è un problema legato, diciamo, a noi che facciamo le navi. In sintesi, cosa vi aspettate dal Ministro Salvini? So, voi avete avuto anche un incontro alla Regione, dalla Regione c'è stata una grande apertura, c'è stata sono state messe a disposizione dei fondi importanti, 25 milioni, ma credo probabilmente non bastino soltanto queste risorse per risolvere il problema, servono diciamo, delle riforme strutturali, servono degli interventi strutturali. Sì, abbiamo dato atto alla Regione che ha capito qual era il problema e subito si sono attivati. Grazie al Presidente dell'AS Gaetano Galvagno siamo riusciti a poter intavolare una diciamo, commissione con l'assessore Dagnina e l'assessore Ricò. Loro hanno messo a disposizione 25 milioni di euro da dividere insieme ai pescatori e agli agricoltori, però per noi sono pochi perché noi abbiamo bisogno almeno di 100 milioni diciamo, l'anno per diciamo, abbassare questa polizza d'imbarco, quindi capite che già 25 milioni dobbiamo dividerci in 3, sono briciole. E allora abbiamo proposto al Ministro, ecco perché deve intervenire per forza il Governo nazionale, perché noi con queste quote ETS già abbiamo accantonato un tesoretto di 500 milioni di euro, che questi diciamo, sono fondi che abbiamo esborsato noi siciliani e i sardi che prendono le navi sulle quote. Quindi noi vogliamo che riutilizziamo questi fondi che noi stessi siciliani abbiamo pagato, quindi sono soldi nostri, di utilizzarli per abbattere la polizza d'imbarco. Quindi chiediamo al governo nazionale, al ministro, nella persona del ministro Salvini, di stornare queste somme e metterle a disposizione delle autostrade del mare. La vostra è stata, mi passi il termine, una protesta diciamo soft, nel senso che non siete andati per strada, non avete fatto blocchi, non avete creato diciamo, dei disagi alla circolazione, così come in passato invece era avvenuto. Per il momento è rientrata in attesa del colloquio, del faccia a faccia di questo tavolo.
cosa possiamo dire a chi ci sta ascoltando, a chi ci sta seguendo? Allora, noi abbiamo fatto questo fermo in collaborazione anche con le prefetture di Catania, Palermo e Messina e con la commissione di garanzia. Noi non abbiamo voluto, come negli anni passati, creare dei disagi alla popolazione proprio per non tirarcela, diciamo, contro e far capire che il problema era che noi non possiamo lavorare in queste condizioni, lavorare in perdita. Quindi abbiamo deciso di non andare a lavorare, cioè significa di lasciare i nostri mezzi nei nostri parcheggi, senza creare blocchi, senza creare presidi, senza creare disagi, quindi lasciando la libera circolazione. Dallo stretto di Messina i padroncini, i piccoli trasportatori, quelli che trasportano l'ortofrutto potevano girare liberamente senza che c'era traffico, senza che c'era nessuna cosa. Noi abbiamo deciso solo di rimanere a casa e siccome il 90% delle imprese che ormai, diciamo, fa girare l'isola, l'economia dell'isola, sono tutti quelli che lavorano con le navi, fermandoci prima o poi si creavano dei disagi, quindi si creavano dei disagi perché veniva a mancare tutto. Quindi il ministro ha capito qual era, diciamo, il problema e ci ha convocato. Certo, ha ritardato di quasi una settimana prima di convocarci, però alla fine ha capito che la cosa poteva degenerare. Senta, noi fra poco, vedo già il collegamento pronto con Edoardo Sergi, siamo all'interno di un supermercato della grande distribuzione, era proprio quello l'obiettivo, fra virgolette, vostro, cioè quello di far andare in crisi, fra virgolette, attenzione, il sistema, in modo tale da creare veramente poi il disagio, perché se i supermercati avessero avuto gli scaffali vuoti ci sarebbe stato davvero qualche problema da questo punto di vista. Sì, però chiariamo una cosa, noi non ce l'abbiamo con la grande distribuzione, certo, neanche con l'ortofrutto, anzi voglio ringraziare l'amministratore del gruppo Arena, Giovanni Arena, che anche lui ci ha dato una mano a poter avere questa convocazione con il ministro Salvini, quindi non ce l'abbiamo con loro, noi non siamo nelle condizioni oggi di poter più operare, o si interviene o le cose si metteranno male, perché uno che va in perdita è inutile che mette in moto e va a lavorare. Prima di salutarla, nel caso in cui, e speriamo di no, questo colloquio, questo incontro con il ministro Salvini dovesse andare non come sperate voi, che cosa succederà? Succederà che rimarremo nei nostri parcheggi e quindi vedremo se il governo troveranno loro le soluzioni al problema. Bene, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo a Salvatore Bella, il segretario del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Ho annunciato già che siamo pronti per collegarci con Edoardo Sergi e andiamo proprio da Edoardo Sergi. Abbiamo parlato un attimo solo nella coda con il segretario Bella, segretario del Comitato Autotrasportatori Siciliani e della grande distribuzione. Allora vediamo come ha reagito la grande distribuzione a questo fermo. Edoardo. Sì Angelo, insomma pensiamo che ha reagito bene, ma adesso lo chiederemo subito al nostro ospite Manuel Curatolo, che è l'area manager del gruppo romano che va ad Insegna Famiglia. Noi ci troviamo in piazza Santa Maria di Gesù, questo è un supermercato aperto 24 ore su 24 e quindi capiamo cosa è successo in questi giorni, perché insomma penso che anche per un supermercato aperto tutto il giorno sia più difficile reperire scorte. C'è stato un assalto, c'è stata una psicosi, lei ha visto in qualche modo se ci sono stati i clienti che hanno preso d'assalto in questi giorni questo supermercato? Sicuramente sono state prese prodotti di prima necessità come la pasta e il latte, però grazie il gruppo romano ha a disposizione 2 centri di distribuzione, quindi noi non abbiamo avuto grossi disagi nel reperire la merce, perché comunque i nostri magazzini possono sopperire più di 15 giorni di vendita. Ma ha avuto sentore che ci sia stato questo magari anche in altri supermercati, ovviamente della concorrenza, perché insomma sappiamo che in alcuni punti, magari anche in alcune zone della città o qualche zona siciliana c'è stato un assalto ai supermercati, poi devo dire la verità, anche io stesso non l'ho notato, però ha avuto questo sentore? Assolutamente no. Assolutamente. E invece come funziona per voi con i magazzini? Sono pieni, insomma questo sciopero che appunto abbiamo appena detto che è finito oggi, qual è lo stato dell'arte dei vostri magazzini?
Come dicevo, i nostri magazzini hanno una capienza tale da poter rifornire oltre 15 giorni i nostri punti di vendita. Non abbiamo i magazzini vuoti, anzi possiamo essere garanti comunque che la merce sarà sempre presente, anche se la situazione c'è un sentore di rientro e quindi non c'è più criticità. Noi, Angelo, abbiamo visto anche dalle nostre immagini di copertura, insomma il supermercato è pieno di roba, però quello che vi chiedo, c'è paura che possa riaccadere tutto ciò? Perché insomma i prezzi della benzina l'1 maggio finirà questo taglio sulle accise e probabilmente succederà qualcos'altro se non dovesse cambiare la situazione in Iran, nello stretto di Hormuz. Avete questo sentore di diciamo, avere una possibile di nuova diminuzione della merce all'interno dei vostri supermercati? Il Comitato dei Trasporti Siciliano è stato convocato il giorno 22 aprile a Roma proprio per parlare di questa tematica. Attualmente ad oggi si è sbloccata la situazione, quindi dobbiamo guardare in chiave positiva, comunque che si sistemi la situazione. Però avete un piano B, insomma, se dovesse succedere qualcosa? Assolutamente sì. Angelo, l'ospite ti sente se hai domande da studio? Sì, semplicemente per chiedere che probabilmente forse quelle che sono poi i prodotti a lunga scadenza, là ci si può organizzare, si possono avere scorte in magazzino di un certo tipo, immagino che la grande distribuzione per questo è attrezzatissima. Forse qualche piccolo problema, ma veramente non si è verificato, per quello che ci risulta poteva risultare con quelli che sono i freschi, cioè soltanto quello poteva essere a un certo punto qualche difficoltà, ma sappiamo che la grande distribuzione anche su questo è comunque attrezzata. Assolutamente sì, come per i secchi anche il deperibile noi abbiamo un nostro CEDI molto importante che ci permette comunque di garantire la maggior parte della merce nei nostri punti di vendita. Non abbiamo creato disagi, non abbiamo avuto disagi. Però ecco, bisogna dire che un po' questa psicosi c'è stata, Angelo, perché anche dei benzinai abbiamo visto che il carburante è finito subito, seppur questo sciopero in verità non riguardava l'area carburanti, però si è sparsa questa voce un po' delle scorte che andavano a mancare. È stato quasi un po' come rivivere quello che è successo durante il Covid, cioè i supermercati presi d'assalto, soprattutto con l'acqua e beni di necessità, come diceva lei, che sono stati esauriti. Ora, ecco, in una situazione di normalità, stiamo vedendo un supermercato che va avanti a pieno regime, voi rispondete comunque presenti anche a possibili, come abbiamo detto, a ulteriori problemi, però insomma vi è servita un po' da lezione questa cosa, cioè c'è stato comunque un minimo di affluenza in più in questi giorni all'interno del supermercato? L'abbiamo percepita in maniera lieve, non esageratamente come è stato nella situazione del Covid. Però noi comunque siamo qua pronti a sopperire alle esigenze dei nostri clienti. Ci sono stati dei punti vendita un po' più presi d'assalto oppure la situazione è stata uguale in tutti i punti vendita che voi avete nella città di Catania, insomma in Sicilia? In tutti, ma ovviamente i vostri marchi di gruppo romano? No, in linea di massima sono andati tutti in equità, leggermente le vendite sono aumentate, però non così drastiche per come si pensava. Angelo. Edoardo, volevo chiedere al tuo ospite se rispetto al normale, in questi giorni, nelle ore notturne, si è visto un aumento delle persone presenti all'interno del punto vendita. Il vostro è un punto vendita che lavora H24 quasi, praticamente di notte è sempre aperto, di conseguenza magari è probabile che ha pensato qualcuno, magari di notte non trovo nessuno e vado a fare la spesa con più calma. È successo anche questo oppure no? Assolutamente sì, è successo, ma noi siamo comunque pronti a gestire tutte le situazioni, comunque la merce è continuata ad arrivare ogni giorno, non abbiamo avuto problematiche di nessun tipo. Neanche con i fornitori? Assolutamente no. Assolutamente no. Questo mi pare di poter dire che Angelo, è sicuramente una buona notizia. Indubbiamente la grande distribuzione è preparata e organizzata per assorbire con grande serenità eventuali disagi che si dovessero venire a verificare. Grazie allora a Edoardo Sergi, grazie anche al tuo ospite, buon lavoro, buona continuazione. Edoardo. Grazie Angelo. Grazie, una buona giornata. Adesso noi ci fermiamo per pochissimo perché stiamo per andare
stiamo per andare a Palermo. Lo vedo già collegato con noi Marco Gullà. Ti chiedo, Marco, buongiorno intanto, visto che sei già in diretta con noi, di pazientare appena qualche momento, perché dobbiamo fare una breve sosta e poi saremo di nuovo in diretta con voi per andare a Palermo e parlare di quello che è un problema che non riguarda, a dire la verità, soltanto Palermo, ma riguarda un po' tutte le città siciliane. Palermo forse ha qualche difficoltà in più, però possiamo dire che ci sono tantissime buche sulle strade dei siciliani e non solo quelle. Va bene, a fra poco con Marco Gullà, ci fermiamo, breve sosta e poi collegamento con Palermo. Allora, come anticipato, adesso siamo pronti per collegarci con Palermo, con Marco Gullà che abbiamo già visto. Con lui ci sono degli ospiti, c'è comunque l'avvocato Gabriele Fallica, se non dico male, ma non solo lui. Parliamo di boom di segnalazioni per buche, ma anche per guasti. Ci spieghi di che cosa stiamo parlando, Marco? Sì, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Intanto una comunicazione per la regia, se ci può alzare il ritorno dallo studio, perché ovviamente siamo in audioambiente e quindi essendo una città abbastanza trafficata intercettiamo soltanto quello che ci hai detto. Però Angelo, sì, siamo con l'avvocato Gabriele Fallica e anche con un residente ma anche commerciante di via Aurispa, siamo nel quartiere Zisa. Allarme buche, io ve ne mostro subito una, è davvero incredibile, guardate qui questa buca che in questo momento c'è qui in questa parte proprio della strada. Addirittura il commerciante Pasquale ha praticamente segnalato la buca con delle sedie che vediamo ed è pericolosissima perché moto, lo vedete anche da questa inquadratura, auto, moto, monopattini, insomma rischiano più volte anche di inciampare su questa buca, permettetemi, passatemi poi il termine, e ovviamente si crea anche un danno per loro. Pasquale, tu l'hai segnalata diverse volte questa buca, adesso sì, arriviamo anche al modo anche per segnalarla. Sì, l'ho segnalata anche su questa nuova applicazione Palermo Alert, che è un'applicazione dove i cittadini possono segnalare i disagi di Palermo, tramite anche, ho fatto una segnalazione al consigliere di quartiere Davide Grasso, perché è una situazione insostenibile. Siamo stanchi di vivere in una città che viene chiamata città, è la quinta città d'Italia, ma è amministrata come l'ultima città del terzo mondo, perché non è possibile che tu rischi la vita percorrendo le strade di questa città. È una situazione insostenibile, lasciando stare l'aspetto economico, perché si rovinano sospensioni, scoppiano ammortizzatori, scoppiano copertoni, ed è una spesa che non si può affrontare, specialmente in questi periodi dove ci sono rincari di tutto e gli stipendi sono sempre uguali, però i rincari ci sono sempre e non si capisce come una persona dovrebbe andare avanti. Ma lasciando stare l'aspetto economico, quello essenziale è la vita, ma è diventato così superficiale il bene della vita? Io lo chiedo alla nostra amministrazione. Poi intanto ci è venuto a trovare anche il consigliere di circoscrizione Davide Grasso. Io vorrei parlare, Davide, adesso ti do la linea, vorrei parlare con l'avvocato Fallica di questa app, cioè l'app che si chiama Palermo Alert, che è molto semplice, Angelo, basta insomma fare una foto, un disagio, in questo caso la buca, si segnala e l'intervento poi è immediato, avvocato. Assolutamente sì, devo dire che il problema delle buche nelle strade a Palermo non è soltanto un problema di disagio per il cittadino, ma è un problema di pubblica sicurezza, è un problema emergenziale. Attraverso questo strumento utilissimo il cittadino può segnalare la buca facendo delle foto, è molto intuitivo, e direttamente tramite la piattaforma la segnalazione giunge al comune di Palermo. Ovviamente il cittadino che riceve un danno dalla buca, perché può capitare che cammina in motociclo, in bici o anche in macchina, ha diritto a un risarcimento. Il consiglio che io do a tutti è quello di dimostrare in ogni caso, documentare il sinistro, ovvero fare delle foto alla buca,
fare delle foto al danno ricevuto e soprattutto chiamare le autorità, quindi i vigili urbani, affinché possano verbalizzare l'accaduto. Quindi Marco, la raccomandazione... Sì, Angelo, scusami, sì. però abbiamo capito come funziona quest'app sicuramente, ma il dubbio è, prima abbiamo sentito il tuo ospite, il cittadino e commerciante che ci diceva che però questa buca c'è da tempo, quindi anche se è stata segnalata non è stata sistemata. Allora quest'app che tempi di reazione ha, che tempi ha per poter poi effettivamente accogliere e risolvere il problema segnalato dai cittadini? Allora l'app è recentissima. Devo dire che è utile sotto un duplice profilo, innanzitutto perché consente al cittadino in maniera intuitiva di poter segnalare il dissesto stradale o la buca, ma è anche utile per l'amministrazione comunale perché consente alla stessa di avere una mappa, diciamo, quasi completa delle criticità presenti nel territorio comunale. Quindi poi col tempo ovviamente si vedrà quali sono le tempistiche, ma la cosa fondamentale è che intanto al comune arriva la segnalazione e deve provvedere a tal fine, perché è un problema soprattutto di prevenzione, perché deve essere fatta manutenzione nelle strade per prevenire quei sinistri che possono comunque rivelarsi abbastanza pericolosi anche per l'incolumità dei cittadini. Assolutamente, guarda, anche Davide Grasso, che poc'anzi sei stato anche menzionato. Davide, vieni qui, guardate, c'è la buca che è tra virgolette enorme, attenzione, ci sono anche dei cittadini, guardate come addirittura girano l'ostacolo, ed è incredibile, Davide, che insomma, dopo tante segnalazioni che anche avete fatto, ancora questa buca può essere così. Sì, la situazione è critica, quindi per i cittadini è un doppio danno, come già dicevamo, perché pagano le tasse ed inoltre cadendo, andando a prendere questa buca, sicuramente il danno è doppio, perché già le tasse le hanno pagate, in più devono andare sicuramente dal commissa, dal meccanico e così via. Io personalmente non ho mai utilizzato quest'app, cerco di utilizzarla da oggi in poi, ho sempre segnalato sei impegnato molto. Sì, ho sempre segnalato con ottimi risultati, tranne in questo caso, in questo momento, mandando una mail direttamente al servizio manutenzione strada, oppure scrivendo direttamente al funzionario Daniele Enea. Finora quasi tutte le buche sono state riparate, quelle segnalate, ma sono veramente tantissime in tutta la città piena di buche, vanno spuntando come funghi, come si suol dire. Quindi la situazione è critica in città, la gente ha paura, abbiamo saputo di incidenti, sappiamo di incidenti ogni giorno proprio su questa strada, sia su via Eurispa che via Cataldo Parisio. In Consiglio abbiamo presentato una mozione che è stata approvata per il rifacimento della strada in toto. Speriamo che l'amministrazione possa nel più breve tempo possibile, perché rattoppare alla fine serve a poco, perché dopo 3, 4, 5 giorni alle prime piogge la buca ritorna. Quello che va fatto è un intervento strutturale, va rifatta la strada in maniera impeccabile. Marco, scusami, ma non Sì. solo soltanto segnalazioni di buche, quelle che si possono fare ovviamente Sì, assolutamente, lo richiediamo allora all'avvocato. Sì. Non soltanto buche, ci dice Angelo. Assolutamente no, qualsiasi criticità presente nel territorio comunale, quindi per fare un esempio semplice, nel momento in cui una strada è buia perché i pali della luce non funzionano, si può fare anche in questo caso la segnalazione nella piattaforma. Allagamenti, sì. I problemi non mancano da segnalare in città in quello sì. momento, e questo quindi è uno No, dico, è quello uno strumento sicuramente. utile ovviamente per segnalare. I problemi non mancano, ma quello dell'illuminazione è un altro, oltre alle buche, perché sappiamo che nei giorni scorsi c'è stato un grosso furto di rame su Viale Regione Siciliana, se non ricordo male, con 85 punti di illuminazione che praticamente sono saltati perché sono stati sottratti, sono stati rubati quasi 2 chilometri di cavo. Voglio dire, anche questo è una sorta di emergenza. Sì, anche questa, tra l'altro anche in questa zona, proprio alla Noce, Zisa, siamo qui alla Zisa, no? C'è stato un problema di illuminazione, Davide. Sì, assolutamente, la gente ha paura, spesso per esempio qui in Via Sera di Falco, una delle strade
principali del quartiere Noce manca proprio la luce. La gente ce lo dice, la gente ha paura anche di andare a buttare magari l'immondizia la sera, perché insomma non sa, uno perché magari non viene visto dalle automobili, due perché ha paura insomma di qualche rapina, di qualche scippo. Ovvio. E allora si crea insomma un problema proprio di sicurezza. Con le buche altrettanto, perché poi si può finire dentro una buca non vedendola. Quindi noi continueremo ovviamente a segnalare da consigliere, lo faccio, e da cittadino per la sicurezza dei residenti. Insomma, mi pare che la situazione è abbastanza chiara, però c'è comunque in qualche modo una sorta di volontà di venire incontro ai cittadini, di dare una mano ai cittadini per le segnalazioni quantomeno, poi bisognerà vedere se ci sono le risorse giuste, sufficienti, non solo economiche ma anche in termini di personale, per poter affrontare quelle che Sì, Angelo, scusami, proprio se abbiamo 30 secondi, certo, come il no, commerciante Pasquale ci segnalava anche che qui quando praticamente piove c'è una fognatura che possiamo anche vedere è totalmente otturata, quindi praticamente la tua attività rischia anche di allagarsi. Sì, subisco vari allagamenti, magari qualche persona seduta a tavolino l'acqua ti va ai piedi ed è controproducente sia per la mia attività sia per il decoro urbano della città stessa, perché con questa buca la terra che fuoriesce dalla buca va in casa della fognatura. Dico, una situazione insostenibile. Siamo stati proprio in loco proprio per testimoniare, per farvi capire ovviamente che ovviamente la via Aurispa è un po' anche un'icona dell'emergenza che c'è in questo momento a Palermo, tra buche, allagamenti, fognature che purtroppo, come vi ho fatto vedere poc'anzi, sono otturate. A te, Angelo. Sì, la situazione, insomma, la televisione di servizio è anche questa, insomma, cerchiamo di portare e fare vedere, mostrare quelli che sono poi i problemi delle nostre città. Lì a Palermo ce ne sono parecchi per quello che stiamo noi osservando questa mattina in un solo luogo. Attenzione, ne siamo solo in una via, quindi magari andando in giro per la città immaginiamo che ci saranno altre situazioni di emergenza e di difficoltà. Marco, grazie intanto per questa finestra su Palermo, ci torneremo, cercheremo di capire quanto l'app Alert, Palermo Alert sia funzionale, stia funzionando, stia dando dei risultati e su queste segnalazioni quanti interventi sono stati fatti poi realmente dall'amministrazione comunale per venire incontro ai cittadini. Grazie ancora a te, ai tuoi ospiti di questa mattina a Buongiorno Sicilia. Adesso come sempre noi saltiamo da un tema all'altro, lo vedo già insieme a noi Marco Amato, c'è la sigla, vediamo le previsioni per il fine settimana, cosa ci dicono le stelle. Molto bene, come anticipato, adesso da Marco Amato. Buongiorno, ben trovato Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie allora per essere anche oggi qui a Buongiorno Sicilia. Siamo nel fine settimana. Che tipo di weekend ci dobbiamo aspettare? Allora, in questo pauroso venerdì 17, che è pauroso solo della cultura americana, bene, il dato rilevante del cielo è proprio la Luna. La Luna è nuova, è in Ariete. La Luna nuova si forma quando la Luna doppia il Sole, ovvero si congiunge nel suo passo, il che significa che si bagna di nuovo di luce e che riprende di nuovo la sua energia, ha un nuovo ciclo, si rinnova. Il che è importantissimo per il segno zodiacale in cui accade, in questo caso l'Ariete, e quindi per i segni dello stesso elemento, Leone e Sagittario. Ma cosa vuol dire una luna nuova in Ariete? È proprio la primavera che trionfa, il senso della vita che si rinnova, sono le voglie, le sensazioni e le emozioni che tornano nuove per alcuni segni zodiacali, altri che si sentono travolti o altri che non riescono a padroneggiarle. Vediamo cosa accade nello zodiaco.
l'Ariete inizia un fine settimana decisamente brillante. È il protagonista di questo fine settimana, proprio perché la luna nuova si forma nei suoi gradi, ma non solo. Marte, Mercurio, Nettuno, Saturno, il Sole sono tutti in questo segno zodiacale. Il cosiddetto stellium che rende grande e potente un segno zodiacale. L'Ariete può tutto per adesso. Toro. La luna, proprio alle vostre spalle, vi fa avere delle sensazioni in amore, tornate a sciogliervi, a essere più romantici, a essere decisamente i Toro più legati a Venere, al pianeta dell'amore, al benessere, alla piccola fortuna, e inizia un weekend pieno di aspettative, non tanto per il weekend stesso quanto per la prossima settimana, in cui dovrebbero entrare dei soldini, in cui c'è una novità, in cui ci sono tante nuove cose belle che riguardano i Toro gemelli. E beh, questo fine settimana è divertentissimo, proprio perché quello che accade in Ariete per voi idealmente accade in 11ª casa, ovvero la casa delle amicizie, dei desideri realizzati e delle affinità elettive. Quindi i gemelli compagnone in questo fine settimana che lo mette di nuovo su una relazione sociale decisamente brillante come il suo solito. Cancro, per voi la luna nuova in Ariete significa che dovete prendervi un pochino di più responsabilità affettiva, proprio perché è tutto un anno basato sulla mediazione tra il lavoro, l'amore, le distanze e le vicinanze. Questo fine settimana è un fine settimana molto meditativo. Leone, per voi un brillante fine settimana, perché Luna e tanti altri pianeti sono tutti dalla vostra parte. Sentite che tutto è cambiato, alcuni di voi partiranno, avranno delle variazioni sul tema, cambieranno insomma il loro solutum. Quindi i leoni più centrati su di sé e felici. Vergine, non c'è più nessun pianeta contro, quindi questa luna nuova è la luna nuova della pace, della serenità, di qualcosa che vi porta via sentimentalmente, che vi fa sognare e che vi promette che tutto adesso è senza ostacoli. Bilancia, a proposito di ostacoli, la luna nuova in Ariete e tutti gli altri pianeti sembrano proprio un coacervo di pianeti contro, al quale resistete mettendo una buona filosofia, ovvero gestendo che una volta e per tutte dovete risolvere i problemi che avete lungamente rimandato. Scorpione, ottimo cielo anche per voi, solo Venere vi provoca un po' e vi mette un po' in dinamiche affettive decisamente creative. Sagittario, per voi è molto importante questa luna nuova, perché è una luna nuova d'amore, una luna nuova che crea e fa nascere nuove cose, lieti eventi nella vita di Sagittario. Capricorno, sabato e domenica saranno 2 giornate brillanti, proprio perché la luna salterà poi in Toro, farà un bellissimo trigono e accenderà l'amore per voi Capricorno. Acquario, non potevo iniziare meglio di così questo weekend che vi vede alla governance di qualcuno o di qualcosa. Qualcuno potrebbe avervi affidato la conduzione di qualcosa e voi la porterete brillantemente a compimento. Pesci, un cielo limpidissimo per voi, una luna nuova che accende prospettive, visioni. Tutto sembra essere al suo posto e voi pesci vi godete una parte di un anno decisamente brillante e piena di soddisfazioni anche questo weekend. E detto questo, auguro a tutti uno splendido fine settimana. Ciao Angelo, ci rivediamo dalla settimana prossima su Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buon fine settimana anche a te. E allora adesso è il momento di vedere invece gli appuntamenti in Sicilia per questo fine settimana con Weekend in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. A Palermo, da giovedì 16 a domenica 19 aprile, torna Il Genio di Palermo, la manifestazione dedicata al lume laico della città, con visite, passeggiate, esperienze e aperture straordinarie in diversi luoghi del centro urbano. L'edizione 2026 propone 11 luoghi da visitare, 11 esperienze e 5 passeggiate, con 3 aperture inedite che allargano ancora di più il percorso del festival. A Cassaro Alto, da venerdì 17 a domenica 19 aprile, torna anche la Via dei Librai,
11ª edizione della manifestazione che trasforma il centro storico di Palermo in un salotto letterario all'aperto, tra stand, incontri con gli autori e appuntamenti culturali distribuiti lungo via Vittorio Emanuele e Villa Bonanno. Venerdì 17 aprile a Catania il Teatro Ambasciatori ospita Rocky 4 con la proiezione del film, accompagnata dalla colonna sonora eseguita dal vivo da una band sul palco. L'appuntamento unisce cinema e musica in una formula pensata per riportare in sala uno dei titoli cult degli anni '80. A Messina prosegue il passaggio siciliano de L'Ora Zero in Tour. Renato Zero è atteso al Pala Recifina con le date del 16, 18 e 19 aprile, tutte alle 21, all'interno della tournée che in questa parte finale attraversa i principali palasport italiani. A Siracusa, giovedì 16 aprile, il Teatro Greco ospita una delle ultime repliche dell'Iliade, speciale scuole, anteprima della nuova stagione Inda. Si tratta di una novità assoluta per la Fondazione, che per la prima volta apre la stagione con uno spettacolo riservato agli studenti nella cavea del Teatro Antico. Ad Agrigento, sabato 18 e domenica 19 aprile, il Teatro Pirandello propone Il piacere dell'onestà con Pippo Pattavina. Doppio appuntamento che riporta in scena il testo di Luigi Pirandello con 2 repliche nel weekend, sabato sera e domenica pomeriggio. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Prima di salutarci andiamo a vedere e a leggere ancora dal nostro sito Sicilia Web gli aggiornamenti. Eccolo qui. La notizia è un'ultima ora a Catania, ancora spari nella notte, una casa crivellata da colpi di pistola, in 2 a bordo di uno scooter hanno fatto fuoco e sono fuggiti. A terra ci sono 13 bossoli, cerchiamo di leggere ancora qualcosa in particolare. Diversi colpi di pistola, arma da fuoco, sono stati esplosi nella notte contro l'abitazione sullo stradale Cravone, Catania. I poliziotti intervenuti hanno rinvenuto 13 bossoli. Secondo quanto ricostruito dalle telecamere di videosorveglianza della zona, a sparare sono stati 2 uomini a bordo di uno scooter. Non ci sono stati dei feriti e questo certamente è un dato positivo, ma si torna a sparare, si spara troppo a Catania. Ancora una notizia, un aggiornamento sempre da Sicilia Web prima di salutarci. A Vittoria i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato circa 3.000 litri di gasolio agricolo e denunciato 5 persone nell'ambito di controlli sulla filiera della distribuzione dei prodotti energetici. Secondo l'accusa, un'azienda agricola avrebbe tentato di cedere del gasolio con accisa agevolata ad una società di fabbricazione di prodotti di calcestruzzo e Movimento Terra e nella sede di quest'ultima poi la Fiamme Gialle hanno trovato 2 cisterne contenenti del gasolio agevolato che era utilizzato indebitamente da autocarri e macchine operatrici. Allora, ci fermiamo qui per questa mattina, ma in realtà per la settimana. Grazie a chi ha lavorato anche stamattina con noi in regia, a Francesco Gigante, a Ottavio Longo, a Graziano Picone, qui con noi in sede, mentre ovviamente in esterna Gaetano Iudica che ci ha offerto il collegamento assieme a Edoardo Sergi da Catania. Ci fermiamo qui, grazie, buon fine settimana, torniamo lunedì.